Buonasera amici di Rugby House, ben trovati. Dopo una settimana di stop siamo qui a parlare di quella che sarà la finale scudetto. Sì, quella finale di cui abbiamo parlato molto nel corso delle ultime settimane, che vedrà ancora di fronte la FMC Z Rugby Rovigo Delta e l'Argos Petrarca Padova. Come è successo già l'anno scorso, abbiamo impostato la puntata prima della finale con degli ospiti che porteranno le loro esperienze diverse da quelle che abbiamo potuto toccare nel corso della stagione, ma assolutamente profonde, interessantissime. Sarà veramente divertente capire i diversi punti di vista. Un'icona, una leggenda del rugby a Rovigo non solo. Bentornato Stefano Bordon. Grazie, buona serata. E per la prima volta in 11 anni di Rugby House abbiamo un arbitro che è venuto a trovarci, siamo orgogliosi di essere qui, grazie al CNAR ovviamente, Federico Boraso. Ciao Federico. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora Stefano, partiamo da te. Finale Rovigo Petrarca, te l'aspettavi? Era scritta, non scritta? Beh, insomma, sono due squadre che probabilmente se la sono meritata durante tutto l'arco della stagione. È la finale dell'anno scorso, quindi si poteva anche pensare che si potesse arrivare. Petrarca penso che abbia un ricordo molto molto brutto e il Rovigo ha già l'esperienza della semifinale dell'ultima partita contro il Valo Rugby, che ha risolto la partita, è riuscito a ribaltare il risultato negli ultimi minuti, quindi ha fatto già vedere che ha delle qualità dal punto di vista caratteriali che nei momenti difficili viene fuori, e quindi è un vantaggio dal punto di vista psicologico non indifferente. Ecco Federico, tu hai arbitrato proprio Petrarca Calvisano, sì, no? La semifinale. Sì, ritorno. Come è andati? Insomma, come hai visto intanto Petrarca? Ma Padova ha rispecchiato la stagione fatta durante il campionato, una squadra che riesce a controllare il ritmo della partita, riesce a imporre il proprio gioco e a attutire anche i vari attacchi che ci fa la squadra avversaria, a difendere bene, ha una gran difesa. Insomma, li vedo competitivi e pronti sicuramente per la finale che ci sarà. Ecco Stefano, tu facevi un passaggio sulla semifinale, quella vinta da Rovigo con il Sì. Valo Rugby. Per la prima volta Rovigo nel giorno di ritorno si è trovato in grave difficoltà e tu ovviamente da uomo di rugby molto attento agli aspetti psicologici hai detto ha avuto una grande reazione. Ha avuto una grande reazione ed è un buon segnale dal punto di vista per quello che ci aspetta in finale, perché il Petrarca non ha un gran gioco. Mi sembra un Petrarca tornato indietro negli anni 80, quello di Munari, quindi che gioca molto dando la pressione coi calci, è una gran difesa, basa tanto sul gioco al piede e sulla conquista del terreno. Non prende molti rischi e quindi per ora è andata sempre bene, però con Rovigo la vedo complicata, perché davanti Rovigo è competitivo, ha una buona panchina con cambi indifferenti, quindi sarà una bella partita, difficile da interpretare adesso, ma quello che vedo è che non c'è un favorito. Ripeto, dal punto di vista psicologico il Petrarca parte con una partita, il ricordo della finale dell'anno scorso, che è sicuramente una cosa non da poco, e il Rovigo invece ha il vantaggio di aver già ribaltato una partita che sembrava persa, quindi e che sinceramente è un punto a loro favore, perché entrano col timore di perdere la partita e di non essere i favoriti per ora. Poi durante la partita secondo me può venire fuori bene la partita. Ecco, Federico, Petrarca cammino veramente straordinario nel corso di queste due stagioni, anche quest'anno ha performato al meglio. Secondo te si aspettava un Rovigo che andasse così in crisi nella semifinale di ritorno e poi capace di ribaltare il risultato? Che il Rovigo potesse andare in crisi? Ma non lo so. È stata una semifinale un po' strana, un po' particolare, perché non so se sia andato in crisi come squadra o come gioco. L'impressione mia è che abbia acceso la luce e quindi l'idea di voler giocare gli ultimi 15 minuti, 20 minuti, nel momento in cui si è trovata in difficoltà. E secondo me è l'arma che spesso Rovigo ha usato nel precedente campionato e anche in questo, quando vanno in difficoltà e sono in difficoltà, riescono forse a giocare meglio, a performare meglio e a unirsi sempre di più come squadra,
che suono, insomma. Ora facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della Fenice Z Rugby Rovigo Delta contro il Vallo Rugby, poi cerchiamo di andare ancora più dentro questa finale, questo derby Italia tra Rovigo e Petrarca fra meno di 2 giorni. Una coreografia splendida a dare il là a questa semifinale di ritorno del campionato di top 10 tra Fenice Z Rugby Rovigo Delta e Vallo Rugby Emilia, +7 nel frattempo il kick-off di Abner Varrenen, 16-9 all'andata, la presa di Mirko Menta, subito i propri giocatori, non c'è il sole ma fa parecchio caldo qui a Rovigo, una grande umidità, siamo al 15 di maggio, pretendere cose diverse non sarebbe lecito, è la primavera rosso-blu e sono i nostri che vanno, però c'è un ottimo lavoro in difesa da parte di Reggio, ancora Garcia. Prova un interno, ma è scippata completamente. Situazione interessante, turnover, il piede di Facundo Ferrario. È un calcio bello, bello, bello. Bravo Farolini però. Bravo Farolini. Bravissimo Dado Farolini. Il rimbalzo non ha aiutato Rovigo. Ruggeri, ultimo blocco dell'Acqua. Fortunatamente non riesce a tenerla Visentin, Facundo prova a attaccare lo stesso Visentin, arriva la pulizia, la palla a disposizione, cattiva gestione del pallone, perde quell'attimo buono Stefano Sironi che finta e va, non bisogna isolarsi, è certo che si buttano, classe 98, sentiamo l'Acquaglio dice sì, 3-0 Rovigo al 10º, quasi 11º del... Sicuramente serve anche un po' più di protezione. Scontro aereo ancora una volta. Rafa Gigi Buffon Lertora, dopo la presa dell'andata, ancora si esibisce un grande attitudine al gioco aereo e c'è il piede di Jack Dare che gli esce molto bene. Vediamo Moscardi che quasi. Ruggeri non contende su, gioca veloce con Facundo che prova ad andare nel traffico, attenzione Garcia, ancora calcio di punizione contro Chiala Est, come feedback dal calcio, non c'entra i pali, giocano con gli avanti, c'è già un vantaggio, c'è già un vantaggio. Deve stringere i denti Rovigo. Ma l'ha visto l'arbitro. Girerà la punizione fuori di Rovigo probabilmente. Visentini a lavorare questo pallone con Facundo Ferrario che esce. Prova a mettere ritmo Rovigo. Deve mettere ritmo Rovigo con Stefano Sironi. Il footwork del flanker di Udine, ancora Ruggeri, palla dietro, Abner Varrenen, il cambio d'angolo di Dare che non si fida nell'offload, adesso la pulizia da parte di... si prende tutto il proprio tempo Varrenen, il calcio, sbaglia ancora Varrenen, ci prova con Lucas Burr, metto giù ma guadagniamo centimetri. Con Bacchetti che potrebbe andare in bandierina, torna su se stesso, il sostegno di Paolo Uncini, no, il passaggio in avanti, ancora presa dall'Acqua è buona con Marco Silva, prova un avanzamento ma la meta di Marco Silva, parte il gallese, palo, arriva la pulizia ancora Silva, ci mette le mani Ruggeri, sono ancora gli avanti, ancora un vantaggio per Reggio, il cross kick di Newton interessante per la corsa di Bertaccini con Dan Newton che ha la possibilità di allungare ancora con 2 punti in più con Uncini dietro, strappato il pallone Uncini,
Momento difficilissimo. Rovigo che si sta decomponendo. Diego Antel che sicuro non la passa. Però Reggio, mamma mia, situazione difficilissima con Paletta. È la meta di Mordacci. Rovigo ha perso la bussola. Rovigo ha perso la bussola con Reggio Emilia e Dan Newton si concentra, infila l'H. Pippo Gadolini al lancio, questa è una palla importantissima, è una palla fondamentale per la rincorsa verso la finale scudetto. L'abbrivio è ottimo, bello, stupendo, sulle mani, arriva alla meta e l'urlo di Matteo Moscardi, la meta di Pippo Gadolini probabilmente, una giocata che arriva anche quella dei giocatori del Valo Rugby. Malaquaglio dice sì, sulle bandierine. Rovigo a 10 punti, meno 9. Occhio il punto di incontro con Lubian che si ferma, poi un tentativo di controllare che non va a buon fine. Adesso palla che esce, la pressione però con un placcaggio mai rilasciato. E Matteo Ferro che si lamenta. Attenzione alla disciplina, 10 metri Reggio da Rovigo con un potenziale più 12 che viene confermato dalle bandierine degli assistenti di Bottino. Un box di Dominguez. Rovigo non può aspettare tutto questo tempo, deve accelerare. Luca Borin, Davide Ruggeri, il player of the match della finale 2021 col Petrarca. Attenzione, c'è un... Mamma mia, che non sembra proprio stupendo per... Prende ancora Rovigo, attenzione, potrebbe andare Uncini, rompe il primo, lavora no, Paolo Uncini fa il primo e poi perde il pallone, cioè, deve andare a destinazione. Ancora Duccio Cosi, non contende Reggio, adesso il drive. L'abbrivio è di quelli interessanti, di quelli che ci fa sperare, di quelli che ci fa sognare. Arriva la meta di Bottino, o meglio, arriva la meta di Cadorini e Bottino dice tutto vero. Del kicker rosso-blu. Silenzio al Battaglini che si trasforma in boato, un boato che dice ragazzi in questo momento siamo in finale, 5 al termine. Reggiana, buona presa di Burr, cassa forte, Rimpelli prova a mettere dei quesiti a Lucas Burr, deve giocare probabilmente Rovigo questa palla con Chillon che prova lui a trovare un interno, riesce ad andare oltre, il sostegno di Facundo, parte giusto Facundo con Antol che non tiene il passo, Farolini, la rincorsa di Facundo, fortunata, vediamo la mano, e c'è la pressione, c'è la pressione, alza la mano Bottino, e così si fa. Rovigo sta intravedendo il triangolo dell'ultimo chilometro. Jack De Re, parte lui dalla piazzola sulle bandierine, 24-22 per cui Reggio 2016 a Rovigo è alla mano a togliere possesso, però è bravissimo Sbrocco a riconquistarlo e però si trova nella condizione di esagerare. Sono risultati straordinari. Potrebbe essere storto questo lancio. Si alzano i pugni dei giocatori di Rovigo. Rovigo va in finale. Rovigo Petrarca. Tutti a Parma il 28 maggio. Interessante, durante gli highlights, no? Si parlava proprio fuori onda. Stefano, tu dicevi che secondo te è più Valo Rugby che ha perso la partita rispetto a Rovigo a vincere. Insomma, trovarsi con un vantaggio non indifferente a 10 minuti dalla fine con un arbitro che insomma li ha abbastanza tutelati per gran parte della partita, dopo si sono un attimo innervositi, mi sembra che abbiamo preso un giallo e da lì c'era anche l'allenatore Manghi che insomma aveva perso un po' la testa. Quando perdi la testa nei momenti così importanti poi l'altra squadra incomincia a prendere fiducia e quella fiducia si trasforma poi anche in punti ed è arrivato il risultato. Federico, tu parlavi appunto del perdere la testa in maniera contraria a un Rovigo che diciamo in questa parte di stagione l'ha persa veramente poco. Sì, secondo me
al di là delle capacità, caratteristiche di una squadra, quindi giocatore con qualità rispetto a un'altra, io credo che mai come quest'anno, ripartendo anche da zero quasi, quindi cambiando lo staff, cambiando tanti giocatori, mai come quest'anno siamo riusciti a comunque costruire già un nuovo gruppo forte, solido, con i giocatori cardine storici, insomma, della città che trascinano. È una caratteristica, probabilmente un plus che questa squadra probabilmente ha, insomma, e nelle difficoltà, ripeto, riesce a compattarsi e a riportarsi nella partita. Stefano faceva menzione, no, su una gestione della partita che poi è andata un po' in crisi per quanto riguarda Valo Rugby, proprio la perdita della lucidità da un punto di vista professionale, quindi parliamo proprio di arbitro in questo momento. C'è la percezione di questo? Capisci che la squadra sta andando in affanno, quindi c'è un maggior rischio che commetta degli errori e che cada nelle discipline? La percezione, cioè non c'è tanto la percezione, lo capisci dalla quantità di falli che una squadra comincia a fare, e quindi se c'è una sequenza, soprattutto magari in certe fasi del gioco, possiamo dire che possa essere il punto d'incontro, quindi il gioco a terra, una squadra comincia a essere tanto fallosa in quella situazione di gioco lì, o sul drive mall o su altre dinamiche del gioco, può essere un sintomo che stiano andando in difficoltà. Dopo da arbitro non è, tra virgolette, un po' un compito nostro dover limitare questo. Cioè, il concetto è: cerchiamo di, con la prevenzione sì, ma anche con il trasferimento di informazioni che si sta sbagliando in queste situazioni di gioco qua col capitano, di evitarli, falli. Poi se una squadra prende quella strada e non riesce a resettare, a ripartire, è compito loro, insomma, ecco. Certo, tu fai il tuo e loro fanno il loro. Stefano, è ovvio che serve molta personalità, molta lucidità nel cambiare il flusso di una partita, poi il momentum di una partita. Lì ci sono i leader nel momento giusto che escono con il loro carattere. È normale, inizialmente la partita, se ci sono falli, sono dovuti all'irruenza, all'aggressività, alla voglia. Alla fine invece della partita, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui la temperatura è sui 30 gradi, è sicuramente la stanchezza, il fatto che magari cadi nei punti di incontro e quindi o arrivi in ritardo, non sei presente, non sei lucido e quindi intervieni in modo scorretto e quindi diventa così... vengono fischiati falli a ripetizione, quindi per forza di cose bisogna, lì è la capacità di chi gestisce il gioco di farsi capire, di fare le cose anche semplici, ma di venire fuori lì. E Rovigo li ha 2 o 3 ragazzi che hanno ormai esperienza, perché ne hanno già vissute parecchie di queste situazioni, e quindi sono venute fuori giustamente, sicuramente con il Valo Rugby probabilmente il fatto che non abbia vissuto già queste cose, esperienze come società, come ambiente, è stata penalizzata, si è trovata in vantaggio, probabilmente neanche ci speravano a Rovigo, e poi non è riuscita a gestire quei 10 minuti che avrebbe portato al passaggio del turno e arrivare a una finale storica per loro, insomma. Però la squadra è molto competitiva anche quella del Valo Rugby. Certo. Adesso da te vorrei capire tecnicamente dove sarà la chiave di questa finale. Sono molto simili, hanno un gioco a volte anche simile, perché giocano con Ronnie Mall, sono molto forti negli avanti, quindi inizialmente si studieranno, cercheranno di capire lì come andare. Dopo chi avrà un po' più di coraggio nel rischiare, e io il coraggio del Petrarca non l'ho visto, se Rovigo altererà i ritmi e cercherà di spostare la palla potrà avere anche delle soluzioni alternative, cose che mi auguro faccia, perché faccia vedere che anche sa giocare a rugby, non solo vincere. Quindi più che aspetti tecnici è il coraggio, mi sembra aver capito da parte tua. Sì, il coraggio di provare non sempre solo l'errore dell'avversario, ma di provare anche a fare qualcosa per oltrepassare la difesa e andare al di là, come hanno fatto ad esempio la Meta, che alla fine dell'anno scorso hanno provato e hanno cercato di fare qualcosa di diverso per poter raggiungere l'obiettivo. Gli altri stavano solo attenti a non fare falli per non prendere calci contro, e
e non hanno, alla fine si sono trovati in area di meta. Ecco, Federico, ora, al netto del fatto che diciamo, tu, tra virgolette, non puoi, insomma, non hai mai arbitrato Rovigo perché sei di Rovigo, hai giocato con Rovigo e tutto il resto. Conoscendo un po' le squadre, perché comunque voi studiate molto le partite, gli atteggiamenti, quale sarà la chiave? Aggiungerei Padova ha un bel gioco al piede, ha un giocatore all'estremo Lyle che lo sa usare molto molto bene, sfrutta molto bene la regola 50-22 e può essere una chiave anche questa nel cercare di giocare sempre nel campo avversario. Quindi l'ha usata anche nella semifinale, nel senso è riuscito a fare una 50-22, da quella rimessa laterale sono anche andati in meta con un drive. Per me anche Lyle, secondo me, come giocatore del Padova sarà una chiave nel gioco a piede. Rovigo uguale. Anche il mediano, perché hanno fatto box a ripetizione da touche, conquista e pressione per giocare, spesso nel gioco a piede. Per cercare gli errori o recupero palla. Rovigo è una squadra che gioca molto col drive, quindi è forte, l'abbiamo visto anche qua nella semifinale, ha fatto le mete da drive, quindi sarà un altro, secondo me, fase di gioco da prestare attenzione, insomma, dove ci saranno diverse situazioni. Ecco, Stefano, è vero che tu parlavi della finale scorsa, è anche vero che Matteo Ferro, il capitano, durante la presentazione della finale ha detto siamo cambiati tantissimo rispetto all'anno scorso, sì. E di solito dicevano da Padova la pressione ce l'ha tutta Rovigo. Adesso le cose sono ovviamente cambiate e anche tutta quella presenza di pubblico rosso-blu a Parma, Franchi, quanto inciderà, quanto conterà? Sicuramente lo stadio, il tifo, il caldo, l'arbitro, sperando che sia in giornata, e poi come entreranno in campo, ma io penso che la squadra, proprio perché è giovane, perché sono nuovi, tanti sono nuovi, avranno voglia di far vedere, avranno sicuramente timore perché per qualcuno di loro sarà la prima finale, quindi sarà un'esperienza bella e quindi sarà complicata. Io non vedo una favorita, vedo un 50%, è un derby e dipende molto da come si entra in campo. Io mi auguro che chi ha quell'esperienza da trasmettere agli altri la passi, ma io sono pienamente fiducioso nei ragazzi storici, insomma, sia Matteo che Lubian che gli altri. Insomma. Ecco, Fede, ovviamente Stefano, nominando gli arbitri, ha fatto un 2 contro 1, per cui adesso ci dovrai anche dire... No, guarda, io su questa cosa qua, nel senso che non ho alcun dubbio, nel senso certo. Che l'arbitro designato è il migliore che in Italia. Quindi quali sono quelle caratteristiche, magari qualcosa in cui è particolarmente attento, perché tante volte si studiano con gli arbitri, no? Capire dove c'è una maggiore sensibilità rispetto ad altri. A prescindere dal fatto dell'esperienza che Andrea ha acquisito già abbastanza bene, nel senso per tutte le partite che sta facendo e farà a livello internazionale, Andrea è una persona sempre serena, tranquilla, calma, pacata, riesce sempre a trasmetterlo anche questo alle squadre, al team, quindi quando si lavora insieme ad Andrea si percepisce questa capacità di trasmettere confidenza, tranquillità e serenità nel gestire la partita e nell'arbitrarlo. Quindi... E per aspetti tecnici c'è qualcosa che magari secondo te sarà, ovviamente parliamo di disciplina, magari in questo caso potrà essere più... Può essere che magari un episodio la può decidere a favore di uno e in favore dell'altra. Io dico sempre l'episodio accade perché magari se ne va, non dico quasi in cerca, ma più la palla ce l'ho io, più l'episodio può venire a mio favore. Quindi io credo che l'episodio possa essere per entrambe le squadre un qualcosa che può cambiare un equilibrio, però non è certo influenzato magari da una decisione presa a favore di uno o a favore di un altro. E il supporto, diciamo, televisivo, che comunque è stata la grande novità anche di questo top 10,
quanto ha cambiato o quanto va aiutato nel corso di questa stagione, e secondo te è stato utilizzato bene, se può essere veramente un plus? Ecco. Sicuramente è un plus, come dici te, è un aiuto. Non nascondo che bisogna imparare a usarlo bene, perché comunque è un'arma a doppio taglio. Difficile da far comprendere, perché esistono dei protocolli ben precisi da utilizzare, quindi bisogna imparare bene a usare i protocolli e a vedere le cose che bisogna andare a vedere. Insomma, non è che si può riguardare tutto e quindi rischiare di far diventare una partita già più lunga di quello che è. Però è sicuramente un qualcosa che aiuta sia noi ma anche le squadre. Ecco, giusto anche questo, insomma, magari ci sta seguendo tanta gente che sì, segue il rugby, ma non è che sa tutti gli aspetti. Quali sono posso chiederti i principi, ma le macro regole in cui voi siete spinti a interpellare il TMO, o il TMO può intervenire? Diciamo che viene usato nelle due situazioni di antigioco e decisione di meta o non meta. Queste sono le due aree dove il TMO o la TMO può intervenire con il check, o l'arbitro stoppa, ferma e chiede il check al TMO. Ovviamente chiede andando a rivederla. La cosa importante sempre è che è l'arbitro che decide e che prende la sanzione oppure o no in base a quello che si è verificato in campo. Non deve essere mai il TMO a decidere per l'arbitro, è sempre l'arbitro l'ultima persona che decide, insomma. Certo. E a quanto si dice pare che il prossimo anno, insomma, verrà un po' cambiata la regola, il time on, time off, l'introduzione. Dici delle mischie? Sì. Okay, sì, penso anch'io, insomma, perché l'idea di inserirla era quella per aumentare il gioco, il tempo effettivo, perdere meno tempo. Si era visto un po', credo anche parlando con gli allenatori e con le squadre, la nostra area tecnica, insomma, di qual era la fase dove si perdeva più tempo, e probabilmente era stata identificata nella mischia, nel preparare la mischia, nel giocare la mischia. Il fermare il famoso tempo a ogni mischia era finalizzata a questa, quindi ad alzare il tempo di gioco. Purtroppo con l'analisi poi magari finale della stagione si è accorti che abbiamo esclusivamente sì innalzato il tempo di gioco, ma perché abbiamo allungato una partita. Quindi spesso le partite, vuoi che dopo con la seconda parte del campionato sia giunto il TMO, un'oretta a tempo possono durare, che sono effettivamente troppe. Stefano, insostenibile un'ora per tempo. Ah, lui è sui tempi. No, anche i tuoi. No, è difficile dare un giudizio, perché quando sei in campo vuoi che venga sanzionato qualcuno o quello che ha commesso l'errore. Lo stesso, i tempi delle mischie hanno bisogno comunque del suo tempo, quindi del loro tempo, non hanno bisogno, non puoi accelerare, c'è il rischio veramente che ci si faccia male, quindi non so cos'è la cosa migliore, lasciamo decidere a chi di dovere. Anche perché in una valutazione fatta credo che si perda anche tanto tempo nelle rimesse laterali. Sì, anche le rimesse laterali anche sono molte di più. E perché sono anche molte di più. Fortunatamente quest'anno è stato un anno anche con poca pioggia, poco brutto tempo, e quindi dove quando c'è brutto tempo si giocano più mischie. Si è comunque visto che la quantità di rimesse laterali sono sempre di più rispetto alle mischie, e il tempo che si perde per fare una rimessa laterale è comunque in proporzione sempre o di più di quello delle mischie, quindi anche accelerando forse lì recuperiamo. Adesso c'è la comunicazione, gli avanti si trovano prima di entrare in touche, fanno la comunicazione, uno dice un'altra cosa, no? Cambiano la touche, poi arrivano, vanno, il tallonatore è già con la palla là, quindi il pilone va a raccontare, cioè è diventata una roba incredibile. Se riuscissimo a accorciare, se riuscissimo a accorciare questi tempi, forse non avremo bisogno di fermare o di fare qualcosa. Si arriverà tra un po' che ognuno vince le proprie touche e nessuno non potrà neanche contestarle, e quindi a quel punto allora velocizzi per forza di cose il gioco. Però non è... Fede, qual è la parte più difficile nell'arbitrare?
la cosa che è più delicata da gestire? Allora, la cosa importante è che spesso non è che non dobbiamo gestire, ecco. Dobbiamo sempre, il messaggio che ci viene dato è dobbiamo arbitrare. E quindi arbitrare vuol dire decidere, e la fase di gioco secondo me non è che tanto è più difficile, ma è per quella che si verifica di più durante una partita, è il punto di incontro, chiamatoli breakdown, insomma. Però la fase del placcaggio, tutto quello che avviene in quella fase lì, ce ne sono tantissimi in una partita di rugby, e sono tante le cose che succedono, dal placcato al placcatore, dal sostegno del portatore di palla, dal sostegno del placcatore e da tutto quello che arriva dopo. Dai gate che ti aprono durante le stagioni, che le aprono sempre di più. Però è la fase dove l'attenzione massima, l'attenzione principale è data lì, ma perché secondo me proprio ce ne sono tante. Certo. Tanto Stefano, tu dicevi qualcosa sugli arbitraggi di Federico, la differenza tra lui? Sì, no, allora, una sola cosa, dopo andiamo su Federico perché... No. Perché secondo me l'arbitro, la cosa più importante è la comunicazione, la capacità di spiegare velocemente in poco quello che vuole. Ed è, secondo me, in questi anni mi sono accorto che è molto molto difficile. Ognuno ha un modo di comunicare, di spiegare le cose ed è difficile arrivare a tutti, alla maggior parte, o a chi sono i punti di riferimento della squadra. Se si riesce a fare questo, indipendentemente dall'errore o non errore, si riesce a avere una buona comunicazione con i giocatori, si accetta più volentieri. Se invece c'è una parte di sei indisponente, hai questo modo, spieghi in modo didattico, diventa veramente difficile. Adesso andiamo a Federico. Federico ha questo vantaggio, perché secondo me i giocatori che lui arbitra, sì, lo vedono come un arbitro perché ha una maglia diversa, ma ha un modo di porsi e di comunicare molto simile a un giocatore, quindi diventa più facile recepire, ed è bravo perché come giocatore aveva questa caratteristica di arrivare e di anticipare i movimenti, soprattutto quando la palla l'avevano gli avversari, aveva la capacità dal punto di vista difensivo di arrivare nel momento giusto, nel posto giusto, quindi questo secondo me per l'arbitro l'ha portato velocemente ad essere uno dei migliori che ci sono in Italia. Sì. Quindi sul breakdown è favoloso perché legge... Insomma, non è stupido, perché se è ovvio in questa sua esperienza di giocatore di arrivare in anticipo, lo fa arrivare in anticipo nel mettersi nel posto giusto, certo, per vedere le cose giuste. Quindi non è una cosa, è ovvio che un ragazzo che fa l'arbitro, che non ha mai giocato o che ha giocato a bassi livelli, diventa più complicato per lui fare quello che a lui gli viene naturale, è un talento per quello che è per lui, e altri invece devono imparare, e se lo devi imparare non è proprio una cosa semplice. I colleghi, Federico, molti di loro hanno giocato, non hanno giocato con me, in media, non ti sto dicendo, non sto chiedendo uno per uno. Sì, c'è un discreto numero di arbitri che comunque hanno giocato prima, vuoi perché il problema principale è sempre arruolarli, cercarli, trovarli, e si va sempre tramite la vita di sezione, che da dove parte il tutto, si pesca sempre nelle società, e quindi bene o male la maggior parte ha comunque fatto una buona parte del settore giovanile, ha fatto qualcosa di seniores sicuramente. L'obiettivo è di allargarsi il più possibile, però visto la concorrenza che comunque ci sono con tutti gli altri sport, per forza si pesca sempre sulle società, insomma. Ecco, adesso te la giro. Qual è la cosa più bella di far l'arbitro? La cosa più bella? Far parte di questo sport comunque, perché l'arbitro è parte del rugby. È il mio pensiero, perché qualcosa che quando giocavo comunque mi piaceva, comunque riuscivo a interagire con l'arbitro, e era fondamentale per me a suo tempo riuscire ad avere un rapporto con l'arbitro.
Nel momento in cui ho smesso, fammi passare il termine, ho cercato di riciclarmi in qualcos'altro e per mettere a disposizione di questo bellissimo sport. E quindi secondo me la cosa più bella dell'arbitro è che comunque fa parte di tutto ciò, e quindi finché riesci a trovare sempre l'equilibrio del divertimento, ben venga. Stefano, tu meglio formare, allenare che fare l'arbitro? Sì, secondo me io sono più portato per quello, caratterialmente faccio Troppo fatica focoso. a diventare arbitro. Ma lui secondo me ha intrapreso la strada proprio perché ha quel talento ed è diventato facile per lui anticipare i tempi, e una volta che è entrato subito in campo ha capito di averlo, e quindi quando ti accorgi che fai le cose semplici, per te quello che gli altri le vedono difficile diviene semplice, lui si diverte, giustamente ha intrapreso la carriera di arbitro. È difficile il nostro sport, quindi non è facile prendere una persona a caso e dire diventa un arbitro di rugby. Se non l'hai vissuto, non l'hai un minimo praticato, diventa complicato. Non è il calcio, non è altri sport dove bene o male si può, e c'è una cultura molto più presente qua in Italia, quindi per forza di cose si deve passare tramite almeno il settore giovanile. Sì, per quello. Maggior ragione a una certa all'età, anche quando si è giovani, si vuole giocare. Cioè, qualunque ragazzo noi si parte dai 16 anni, a 16 anni giochi, hai voglia di stare in compagnia con i tuoi amici. L'obiettivo nostro è comunque di allargarci e coinvolgere anche ragazzi giovani che possono farlo insieme, quindi possono sia giocare che arbitrare, perché la figura del derogato esiste, quindi con la possibilità che tante partite vengono giocate anche al sabato, quindi soprattutto nelle categorie inferiori. Chi gioca la domenica può arbitrare il sabato, quindi noi accettiamo molto volentieri anche i ragazzi giovani che continuano le due strade, poi a un certo punto potrà decidere se continuare su una o continuare nell'altra, però ecco, l'obiettivo è anche questo. Bisogna allargare la base, perché chi poi si accorge di avere il talento per fare l'arbitro probabilmente prosegue, e chi non ce l'ha non fa nessuno dei due, diventa tifoso. Non è importante quello, però bisogna allargare in modo tale che ci sia un numero sufficiente da poter indirizzare dei ragazzi a fare l'arbitro. Certo. Questa è l'unica cosa che e l'altra cosa che magari può essere d'aiuto per tutti, sia dal punto di vista nostro del gruppo degli arbitri, per aumentare questa base, ma anche per le società, per migliorare la conoscenza del regolamento del gioco, partire già da certe categorie. Fanno un corso arbitri ogni anno partecipano a magari la vita di sezione, dove c'è la sezione, magari che a Rovigo c'è, coinvolgendoli e crescendo assieme. Anche perché succede come la meta di Facundo, che si alza un polverone, meta, non meta, sono quei casi limite, no? Che però fanno parte anche di un percorso di crescita generale. Come avete visto abbiamo parlato di Valo Rugby, abbiamo parlato di finale scudetto, abbiamo parlato il giusto, insomma Rovigo sta vivendo in maniera abbastanza serena questa finale, anche questa trasmissione insomma voleva rappresentare il sentimento attuale. Ovviamente parliamo che è giovedì, magari domani e sabato mattina cambierà un po' l'intensità. Stefano, Rovigo Petrarca, se alziamo la pentola di Stefano Bordon, cosa esce lì? Esce ricordi tanti e belli, perché li abbino a partite memorabili per noi di Rovigo, e quindi mi auguro che sabato ci sia la vittoria da parte di questi ragazzi di Rovigo, che si possa tornare a festeggiare a casa tutti assieme. Federico? Io mi auguro che sia una bella partita come quella dell'anno scorso, che secondo me per essere stata una finale è stata una bella partita. Vinta all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, quindi sempre combattuta, sempre in equilibrio, e poi che vinca chi deve vincere, campo lo dirà, ecco. Io spero che non sia una bella partita e che vinca Rovigo. Perfetto, su questa battuta di Stefano Bordon possiamo chiudere la nostra trasmissione, è stato un piacere, ci vediamo sabato 17:30 a Lanfranchi, poi la settimana prossima ovviamente chiuderemo insieme questa stagione. Grazie Stefano. Prego, grazie Federico. Grazie a voi. Buonanotte a tutti.